quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Adesso devo raccontarvi una bella storia, una storia di una ragazza di successo che ho avuto la fortuna di conoscere quest'estate, perché quest'estate è partito un grande progetto di Mediaset che si concretizzerà la prossima primavera con un programma che andrà in onda proprio su Canale 5 con la regia di Roberto Cenci. Il progetto era Ragazza Italiana. Mediaset cercava una ragazza che non fosse solo bella ma che fosse anche brava a cantare, brava a recitare e brava a ballare. Devo dirvi cosa assolutamente non facile. Prima musica, esclusivista in Sicilia, ha fatto la ricerca di queste ragazze, moltissimi casting, un programmino televisivo andato in onda su Telecolor grazie a voi di successo, una finale regionale che ha visto trionfare una ragazza bella e quindi brava che stasera è con noi e che si chiama Barbara Giummarra. Buonasera Barbara. Grazie. E allora Barbara, come è nato tutto ciò? Tutto è partito da un serpentone in TV che diceva vuoi diventare la nuova ragazza italiana? Esatto, ero in cucina con mia sorella e come al solito lei mi dà le spinte. Dai, iscriviti. Ho detto, vabbè, vediamo. Proviamo. Poi Non era il classico concorso di bellezza, quindi non era sufficiente essere soltanto belli quanto sei tu. Vabbè, io ho avuto sempre questa educazione, cioè nel senso non mi sono soffermata soltanto sull'involucro esterno. A me Brava. piace cantare, a me piace recitare, a me piace ballare. Mi sono diplomata alla scuola alla Fonderia delle Arti a Roma, diretta da Giampiero Ingrassia. Mi sono tirata sulle maniche, sono andata a studiare e piano piano si spera che qualcosa venga fuori. Devo dirti, sei una performer completa, si chiamano così le figure artistiche che sanno fare un po' di tutto. Hai partecipato a Ragazza Italiana, all'inizio è stata una bella esperienza, i casting, le giurie, ma piano piano sono cominciate le semifinali, è arrivata la finale. Quando quella sera il presentatore, bravo, perché mi ricordo che era un Sì, presentatore era bravo, mi molto pare bravo. di ricordare, ha detto la ragazza italiana Sicilia è Barbara Giummarra, che è prova? Cosa è successo? Che è successo? Mi ci sono riempiti gli occhi di lacrime perché non me lo aspettavo, pensavo vincesse un'altra ragazza. Che è qui con noi, Che è perché qui la con nostra noi, Irene perché Rocca Irene è brava. arriva anche lei, la Esatto. ragazza italiana. Irene non è solo brava a cantare, sa pure, anzi bravissima a cantare, sa anche recitare e ballare. Però tu hai chiamato il mio nome e devo ringraziare la giuria che quella sera era lì, composta, il presidente giuria era Raimondo Todaro. E quindi niente, ho sentito una grande gioia, ho ricevuto il casco da Giovanni Calì E lo allacci e lo quando vai, allaccio e lo perfetto. utilizzo. E quindi ero contentissima, speriamo che parta il più presto possibile, sono qui che sto fremendo. Da lì ad oggi cosa è successo? Da lì ad oggi ho continuato a lavorare, ho fatto uno spettacolo per le scuole elementari dove ero fata turchina, ho raccontato delle Perché storie. tu devo dirti, poi sei molto portata al musical, al cartone animato. Hai questa voce che ricorda un po' la voce di Cristina D'Avena di 20 anni fa. grazie, Bella. Candy. Guarda, questo è un complimento, è bello. No, però sì, ce l'ho. Però ecco, siccome ormai non si raccontano molto le favole ai bambini, non c'è mai tempo, allora mi è stata proposta questa cosa e sono andata in giro per le scuole e mi sono divertita da morire. Abbiamo cantato, ballicchiato e raccontato le favole. Adesso vorrei partire i primi mesi dell'anno nuovo per gli Stati Uniti, come la Canalis. No. No. Com'è come la Canalis? No. No, vorrei andare un'esperienza fuori, magari per perfezionare l'inglese, visto che comunque adesso... It's very important. Yes. What's American Boy? Caterina, dimmelo. E basta, quindi poi speriamo parta Ragazza Dovrebbe Italiana. partire, in primavera dovrebbe Ti partire. vengo a Senti, cercare se non parte? a me, Ah, certo. devi cercare, noi abbiamo finito, noi ti abbiamo consegnato a loro, ora sono cavoli loro. Senti, tu hai girato un po' l'Italia,
Sì. Com'è il mondo dello spettacolo visto da una ragazza bella? Non se ne parla bene. No. E quindi tu ci puoi dare la prova. Sì. Ti è mai capitato qualcosa di Devo strano? Sì, va, diciamolo. È capitato, sì, purtroppo una volta sono arrivata lì col notaio, l'avvocato e tutto il resto per firmare il contratto. Volevano l'atto. Che atto volevano però? No, il notaio, scusa, l'avvocato. Ho dovuto chiamare mio padre per sistemare il tutto, poi la sera c'è stata una strana richiesta quando ero in camera dell'albergo, da lì non l'ho più sentito, ovviamente perché È finito ho detto tutto? no. Sì, è morto, è scomparso e non esiste più. Cose che purtroppo capitano. Come possiamo spiegare alle ragazzine, perché molte poi ci cadono purtroppo, e ci cadono per ingenuità, ci cascano, come possiamo dire state attente perché molti sono truffatori? Purtroppo sì, siccome c'è tanta concorrenza, a volte ci si lascia ingannare facilmente da quelle persone che ti offrono lì subito, ma non è così semplice, bisogna studiare, rompersi le ossa e piano piano ci si accorge quando è il momento giusto, però mai fidarsi delle persone che così si inventano un'attività, un programma, una qualsiasi cosa. E quindi cerchiamo di essere... Bravo Gianni. Cerchiamo di essere consapevoli di quello che sappiamo fare. In tutto ciò ricordiamo anche che però ci sono persone serie, ci sono delle persone infatti, che fanno questo mestiere che potrebbero contattarvi pure, quindi bisogna sempre avere l'intelligenza di saper distinguere. Se una crede nelle proprie potenzialità, evita di buttarle così al vento, quindi cerchiamo di prepararci e di farci trovare pronte quando arriva la chiamata o il treno. Senti, domani ti arriva una chiamata importante, chi è? il tuo programma ideale quale sarebbe? Le Iene. Le Iene, quindi tu vorresti essere una iena? Yes. Ma una iena da studio o una iena inviata? Un po' e un po', ma non sarebbe male, provare sia l'una che l'altra esperienza. Mi piacerebbe più andare a rompere la testa alla gente che si comporta male. Anche là secondo te non sono messi d'accordo prima? Guarda, non lo voglio sapere, spero che ci sia almeno una cosa pulita, non lo so. Può capitare di Può tanto in tanto. capitare, però a volte scovano veramente delle cose, degli argomenti importanti, fanno dei servizi allucinanti, quindi Di questo poi ne parleremo col nostro televisologo, infatti. sai, abbiamo un ragazzo che conosce tutti questi meccanismi e tutte queste realtà. E allora noi adesso ci salutiamo, ma prima di salutarci io voglio vedere un filmato che ti riguarda, perché chiudiamo questa intervista con il filmato che ti ha visto protagonista Ragazza Italiana. Vediamo il filmato, arriva da te, Nicita. Grazie. Vai. Ciao, mi chiamo Barbara Giummarra, ho 28 anni e vengo da Ragusa. E niente, da questa esibizione mi aspetto intanto di fare divertire le persone che mi guardano, di divertirmi io e di passo passo arrivare alla finale. Ciao! She on the jock, now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock, raw. Half black, half white, diamond low. Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a ride to the top. No lead in our Zeppelin. Hey. Queste erano le immagini che raccontavano la tua esperienza a Ragazza Italiana, un'esperienza bella e divertente. Devo dirti, io prima ti ho chiesto, tu hai detto che vorresti essere una iena, io ti vedrei invece molto nei panni della Cortellesi, perché la ricordi molto, comunque. perché è straordinaria, è bravissima. In bocca al lupo. Credi. E ovviamente buon anno alla nostra bella Barbara Giummarra.